Forze dell'ordine, insieme a migliaia di cittadini, sono attualmente mobilitati in risposta alla scomparsa di Giulia Cecchettin, la giovane 22enne vista per l'ultima volta sabato sera in compagnia dell'ex fidanzato Filippo Turetta a Vigonovo, provincia di Venezia. Giulia è scomparsa da casa con questo ex fidanzato suo coetaneo. Un toccante appello è stato lanciato dallo zio di Giulia, che ha rilasciato un'intervista al Corriere del Veneto, dove tratteneva a fatica le lacrime. L'appello urgente invita chiunque incontri un'auto Fiat Grande Punto nera con la targa Forlì Ancona 051 Y Empoli FA 051 YE a segnalarla immediatamente. Nell'intervista lo zio ha riferito che Giulia e l'ex fidanzato avevano pranzato amichevolmente in un fast food a Marghera. Successivamente, intorno alle 23, Giulia ha iniziato a gridare nell'auto prima di allontanarsi, come riferito da un vicino. A quel momento i cellulari di entrambi i giovani risultano spenti. Al momento le ricerche sono focalizzate dall'auto in movimento con le forze dell'ordine che molto probabilmente stanno utilizzando le tracce lasciate dai cellulari per localizzarla, che però se sono stati spenti sono difficilmente utilizzabili. La speranza collettiva è che Giulia torni presto a casa perché l'angoscia dei suoi genitori, dei suoi fratelli e degli zii è immane. Le ricerche sono in corso un po' in tutto il Veneto, volanti e carabinieri girano con le foto dei ragazzi.